Pieno. Eh sì. Sembra uno zoo. Una giungla. Che cazzo ne so? Salute. Grazie. Qui posti un babbuino. Qua che è? Norango? Eh sì. Ci tagli pure Ramadan. Azia, è Amina uguale? Questa che è una gif di una scimmia che ride. Bene, molto bene. Una scimmia che si guarda allo specchio. Guarda, G, te seguo più. Infatti sì, G, ma che cazzo è sta storia delle scimmie? Giuro che ancora non avete capito. Le scimmie sono a focus del progetto mio. No, questo c'è chiaro, ma perché? Mamma mia, raga, che gente arida che siete. Sono una metafora. Oh. Ah, ok, una metafora. Certo. Capito, Teo? Una metafora. Stammi a sentire. Di che parla ogni volta Tancredi? Ah, chiede mi porti pure una brioscina, per favore? Bode. Perfetto. Ma alla fine, le cose del genere, tipo le foto ritoccate, frasi spiegazioni, no? Una cosa per mettersi in mostra, per attirare attenzione. Beh. Ecco. E ditemelo voi. Per dirlo, meglio di una scimmia che ci sta. Non fa una piega. No. Ah, grazie tesoro. Muovete il culo che abbiamo il compito. Fata, dove vai da corsa? Ma che cagone! Ti volevamo offrire qualcosa. Cazzo. Però, Tanta roba. Ma raga, fidatevi, è meglio la Tancredi. L'altro giorno, mi stava a urlare contro, non mi ricordo manco che. A un certo punto si gira per prendere una cosa nell'armadietto. Azzi, ho visto la luna piena. Mamma mia. Comunque, Teo, quella prima t'ha spezzato. Sì, ti giuro. Ti stavo a guardare. Magari è la fantasmina. Ma che è la stalker di Teo? beh, Azzi, un giorno un po' che Pamela sta fissato con sta storia. no, stiamo a posto, mo usano pure in Svizzera. Ma scusa, ti scrive ancora? Beh, la voglia. Pensa l'altro giorno mi ha fatto i complimenti per i calzini. I calzini. Aspetta, Beh, effettivamente ha dei bei calzini, Teo, chi è? Guardate qua. Che è sta roba? Certo. Fatta una ceretta, Teo. No, vabbè, pure la foto l'ha fatta. No, raga, non potete capire, questa sta matta scocciata proprio. Pure una professionista però, mazza. Che poi, capisco fa la misteriosa, ma una certa o te mostro, vaffanculo, Se in cesso stai fresco. No, zi, guarda, a sto punto ci sto comunque. Basta che se ne vada lì con io. Guarda che forse non te sta di poi così male, eh. No, oggi una che fa così non può essere fregna. Fai così. Io ti faccio un nome. Poi se non ci credi ti spiego. Vai. Arianna. Scemo io che te sto da pure retta. Ah, regà, mi manca proprio la matematica dei sentimenti comunque, Oh. Dai, Pitagora, ti imposta cazzata. Cretino. Allora, ti ricordi la sera della tresca con Alice? Beh, Ecco. Te mica hai vista Arianna mentre te stavi andando a frattare con la milanese? E guarda un po', la stessa sera hanno litigato. ho capito, ma perché fassa il profilo fake? Ma perché quella è una profumiera, sì. Ti ha sentito offesa e mo te sta coglionando. E voi che ci fate ancora qua? Ci godiamo il panorama. Su, Aria. Ah, proprio così. Madonna mia, stavamo a finire io. No, ma regà, che ritardo abbiamo già fatto. Allora ragazzi, come vedete oggi abbiamo Manet, uno degli artisti più importanti dell'impressionismo. Quest'opera sancisce l'inizio appunto di quella che è tutta, diciamo così, la dimensione della pittura impressionista. Déjeuner sur l'herbe, siamo nel 1864, è un'opera che mette in evidenza quelle che sono le caratteristiche fondamentali. Ragazzi, fate piano, la prossima volta continuiamo, E mi raccomando, studiate a casa. Potremmo convocare un consiglio di classe straordinario. Giusto, certo. E allargato a tutti i genitori.
settimana, però dobbiamo dare un minimo di preavviso. Certo. Ci serve Chiara? Ti vorrei parlare? Sì. Ti dispiace? No, Vattene. mi aspetta fuori. Ok. Sì, prof. A proposito del tuo coinvolgimento, potresti almeno provarci. Professore, Ti aiuterebbe, credimi. prof Santa non è per offenderla, è solo che non ho tempo da perdere. Capisco le tue esigenze, ma credimi, Plurals non è una perdita di tempo. Non volevo dire quello. Senti, capisco che per te può sembrare futile e che non te ne frega niente. Appunto. Prof, guardi, devo andare. I tuoi voti, la tua preparazione, l'aiuto che dai ad Amina sono incommiabili. Ma vorrei che tu ti concentrassi un po' di più su te stessa, eh? Il prossimo anno, il lavoro, l'università. Se tu non sai bene che cosa vuoi, non saprai dove andare. No, prof, ha ragione, infatti ci sto pensando. È solo che il tempo per giocare proprio non ce l'ho. Non è un gioco, Chiara, è il tuo futuro. Ancora questa storia, prof. Non si è vista intorno, ma veramente. Ma anche lei, no? Con tutti i suoi studi. Ma che davvero pensa essere classe dirigente? A domani, prof. Sì, però ne riparliamo, Ne riparliamo. Aspetta, ti aiuto. Grazie. Che hai fatto al polso? Niente. Perché non torni in palestra? Dai, ti insegno qualche nuova mossa. Ok, ci penso. Anzi, dagli tempo, quella a un certo punto si fa viva. Ho capito, ma perché non può essere Alice? Oddio, zia, ancora con sta storia. Guarda che quella prima o poi si fa viva, non ti Ho capito, dai. Ho capito, ma perché non può essere Alice? Ancora. Oh, ma ne hai visto che quella appena te l'hai data si è fatta lella? Io una domanda me la farei. Che c'entra con cazzi sua se si è fatta Lella? Ma guarda, in realtà sarebbero pure cazzi tua. Bella sta bicicletta comunque, eh? Senti, ma quando è che ripassiamo? Quando vuoi. Domani? Allora passo dopo scuola. Ok. Va bene? Sì. Lo sai che c'è? Ci vorrebbe giusto un tocco in più. Che cazzo fai? Perché ci avresti qualcosa da dire? Andiamo. Pronto, amo? Così, brava, levate dalle palle che è meglio. Che... No, sì. Tesoro, no, non stava a dire a te. No, era uno, lascia... Sì, sto a partire adesso. Sì, ci metto un attimo. Sì, ciao. Sì, tocca che mi do. Il dovere chiama. Sbrigati, dai. Se vedemo. Che te magna. No, dico con comodo, Dai, saliamo. Però stai calmo, Ti prendo oggi, su. Oh, stai calmo. E rispondi quando ti chiamo. Mamma mia, come che palle. Ciao. Ciao. Ah, sono arrivati i caffè che abbiamo ordinato la settimana scorsa. Lascia stare, guarda, sono passati stamattina e ho dimenticato il ginseng. Di nuovo. Ah, di nuovo. E non li mandati a fanculo. Oh, modera i termini che ci sono i clienti. E dai, su, l'Accademia della Crusca qui riunita. Dai. Comunque mi sono fatta lasciare qualche pacco di caffè in più al posto del ginseng. Brava, così si fa. Marina, un'altra birra per favore. Ecco. Che fai, amo? Ci vediamo dopo, ma stai qua, che fai? Sì, lo sentiamo dopo. Ciao. Ciao. Ciao, sei calma? Sì, calma, Ciao, Ciao, regà. Ciao. No, bella.
preoccupare. Sì, però non famo come al solito che giriamo a caso. Andiamo dritte su una cosa e quella. No, Salla, prima cosa l'abito, scarpe e pezzi e sta arrivando. Ah. Oh! Voglio questo! Ammazza che bello! Brava, Dai, aiutatemi a vedere se ci sta qualcos'altro. Comunque, raga, c'è una fatica, c'ho ascelle pezzate, una cosa Che che... schifo, Pamela! Ti serve qualcosa? A me? Un costume, sto tutti vecchi. Oh, ma perché non te lo freghi? Sì, vabbè, mica so scema. No? Costume? Che ci sta qua? Qual è il costume? Proprio una scema. Beh? Ma almeno muovi da pelle. Calma, no? Dai, regalo, dobbiamo andare. Oh, non vedi un po' chi ci sa? No. Ammazza che Vedi un po'. sfigata. Andiamo? No. Ah, vedi chi ci sta. Spiegata. Ah, bella. Senti, ma... Ciao, bella. Guarda che puzza, ma sentite puzza? Mamma mia, oh. Sono io. Ma chi è, oh? Come Ma sei? che vado oggi? Te lo regalo, oh. Che non ti Piate pure serve. questo che ti serve, guarda. Dai, mettitelo qua. Vai. Ti tornerà utile. Vai, che ti va bene. Io ho messo qua. Dai, date pure una bottarella ai capelli. Guarda, te l'ho messo qua, te non l'hai visto. Una cosetta. Te si può guardare. Oh. Ciao Ciccia, Dai, ciao. basta, regalo. Ciao Ciccia, ciao. Te l'ho messo qua. Bello, giusto. Siete a posto? A posto. Senti, un ventino o un cinquantino? Mentino. Vabbè. Che ti serve altro? Sta settimana. Fammi che ti chiamo io, vabbè? Dai, ci sentiamo, ciao. Bella zia. Bello, Gio. Lascia sto coso sempre così, fa oh. Ah, mo parti. Mannaggia a me quando t'ho comprato. Amina. Ricordati che la settimana prossima abbiamo il mutuo. Vorranno bere parecchio, mi sa. Allora siamo a posto. Ah, signori, venga a pulire il cesso, è pieno d'acqua per terra. Chiara, ti ho già preparato il borsone. Mangio questa care prima, ci penso io a chiudere qua.